Sì. State su di me. Ti faccio una domanda, Angela. Angela Mariani. Avvicinati un attimino, ce la fai? Allora, ditemi se, eccolo qua, se il mio amico Alberto Koch è uguale a quest'opera, secondo te? Più o meno. È uguale. Sì, sì. Guarda, guarda. Basta poco per farti Guarda, felice. guarda che Anche bello il che sei. naso. Basta veramente poco. per Mancano farti gli felice. occhiali. Sì, guarda un po'. Eccolo qua, fai Ecco con gli qua. occhiali, vai, stai lì. Oh, Ok, guarda che bello. ok. Ci siamo. A volte canto, l'ultimo disco di Paul De Santi è sì. partito benissimo nelle radio e tutti i negozi di dischi, ma evitiamo queste forme di pubblicità occulta, parliamo di libri. Oh, allora, parliamo di libri. Allora, a te la parola Alberto con Isabel. E parliamo anche di questo libro, ma parliamo di questo grande successo che questo libro sicuramente otterrà grazie anche alla casa editrice di Davide Zeda Editore. Prego. Ma davanti allo specchio, l'ultima opera di Isabel non è solo una storia di infanzia violata ed è un problema che ci tocca da vicino perché c'è una recrudescenza veramente preoccupante di questi traumi subiti dai bambini, ma è la storia di una crescita della coscienza, di 3 diverse stagioni dell'anima. C'è il momento della percezione che la protagonista vuole rifiutare, c'è il momento in cui in qualche modo prende atto di quello che succede e quindi in qualche modo scappa da una realtà veramente dura e poi la possibilità di costruire una vita parallela, quindi una crescita forte che ha il denominatore comune del bisogno che ogni anima ha di trovare una pace e una serenità davanti anche ai peggiori mali della nostra vita. In questo senso i capitoli scritti dalla nostra Isabel con un linguaggio molto attento, molto puntiglioso, molto profondo, che dà poco spazio a certi particolari, ma un grande spazio invece a quella che è la forza dell'anima, rappresenta un momento molto interessante. Davanti allo specchio, come l'altro libro, il primo, Immagini di una memoria nascosta, sottolinea la grande attenzione che la nostra Isabel ha nei confronti del bambino, perché ognuno di noi è stato un bambino e ognuno di noi porta con sé l'esperienza del bambino e la voglia di essere uomo nel miglior modo possibile. Io direi di leggere questo libro soprattutto perché i capitoli rappresentano tanti piccoli momenti del cuore di Isabel. Scusa, ma hai detto tantissime cose, però, cioè, voglio dire, ma mi fai parlare anche Isabel, Sì. che pure è carina tra l'altro, voglio È dire. carina, ma è un libro da leggere, vorrei che... Isabel o il libro? È carino a leggere il libro e carina da guardare Isabel grazie al nostro cameraman. Allora dai, facciamo una domanda, visto che hai letto benissimo il libro, facciamo una domanda a Isabel riguardo questo libro, dai. Ecco, vedi, si è perso adesso, guarda, è andato via. Vabbè, fai una domanda a Isabel. Sì. Sì, ma Allora, è un attimo di pazienza, hai appena detto che dobbiamo goderci di questo bel visino, allora... Sì, ma non sei un bel visino, scusa. E appunto, andiamo allora, da Isabel. parliamo del tronco di Isabel. Volevo dire che in questa storia ci sono 3-4 cose molto interessanti. Mi Fai una ha domanda, colpito il fatto che l'orco che rovina la vita di questa bambina, che poi diventerà adulta e racconterà questa esperienza in una casa famiglia la cui ambientazione in Albania, a Valona, è un amico di famiglia. Io vorrei chiederti come mai la scelta di questa figura e come mai la famiglia della piccola protagonista è benestante. Allora, la famiglia è benestante per una scelta puramente casuale, perché spesso si sente dire al telegiornale che, almeno mi è capitato, poi non so se anche a voi, quel mostro a tutti ne parlavano bene, sembrava un bravo ragazzo, non aveva mai fatto niente di male, era così simpatico, famiglia benestante. Perché? Allora facciamo un po' il contrario, dato che si sente sempre dire questo. Facciamo che la famiglia benestante è familiare della vittima e l'orco, come l'hai definito tu, è un essere esterno che non c'entra nulla con il benestare. Noi abbiamo detto anche poc'anzi nella prima parte del nostro programma che questo libro è un romanzo, ma è esistita sul serio questa storia, sì o no? Perché tu mi hai parlato anche che hai pescato da qualche parte, tanto mi hai detto molto spesso nei telegiornali si parla di queste cose in maniera un po' così e io ho voluto un attimino sottolineare certi aspetti anche della nostra vita, ma questa storia poi è esistita sul serio? Allora, mi dai lo slancio per parlare per ore. Allora, quanto dura questa trasmissione? Abbiamo 90 minuti di trasmissione. Allora, la risposta è banale, nel senso che purtroppo, come ho detto prima, al telegiornale tante volte sentiamo questi episodi di brutalità nei confronti soprattutto dei bambini. Quindi ha un che di verità già per questo.
In più io ho avuto la possibilità di stare a contatto con delle persone che hanno subito anche questo tipo di violenze, perché ho fatto del volontariato in una casa famiglia e ho potuto avvertire quanto dolore, ma più che quanto dolore, quanta necessità ha una persona che ha subito un trauma del genere di dover comunicare con qualcuno di cui si fida un dolore così grande. Io qui leggo all'inizio proprio poi del libro: nulla è mai perduto e niente è irrecuperabile se ci credi veramente. Poi a tutte quelle persone che con la loro voce sottile in questo mondo sconfinato hanno cercato di restituire spensieratezza a chi l'aveva perduta. Beh sì, qui mi ci metto dentro anch'io perché appunto avendo fatto la volontaria, nel mio piccolo spero di aver ascoltato quelle persone, di aver regalato loro un sorriso e come l'ho fatto io spero lo facciano tante altre persone. Infatti continua a me pensando a tutte quelle persone a cui ho regalato almeno una volta nella vita un sorriso che è stato ricambiato. E poi ci sono le ultime due righe che dicono: perché non è vero che ci si accontenta sempre solo di dare, bisogna ammettere che piace anche ricevere. Ebbene sì. Io farei un grande applauso a Isabel Sardou. Facciamolo il libro, fammi il favore Simone. Un grande applauso a Isabel Sardou che non l'ho letto ancora questo libro, lo leggerò sicuramente in questi giorni, vale sicuramente la pena, ricordiamolo, questo lo trovate in tutte le librerie, non solo in Sardegna ma naturalmente in tutta Italia, quindi un grande applauso per Isabel. Poi posso dire un'ultima cosa Sì. brevissima. A parte il finale a sorpresa che naturalmente mi guardo bene dal dirvi, c'è una cosa molto bella di questo libro. Dopo che davanti allo specchio lei diventa distratta spettatrice di un brutto film che l'avrebbe dovuta vedere protagonista, la cosa che mi ha colpito è che la protagonista di questa narrazione si innamora più volte, prima non corrisposta, poi corrisposta, e quindi in qualche modo qualsiasi cosa brutta la vita ci proponga, la vita stessa riparte, e anche questo è un grande messaggio di speranza e ottimismo.